Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle mie sibille che sono qua. Pensavo che fossero là e sono qua. Bene, qui abbiamo le chiacchierine, io sono qua con voi per mezz'oretta, 40 minuti, durante i quali appunto vi rispondo a una domanda gratuita in ordine di arrivo. Mi raccomando, lasciamo spazio ai nuovi e vi do anche i soliti suggerimenti per porre la domanda in modo corretto, vale a dire di scrivere il vostro nome, la vostra data di nascita e una domanda precisa, niente doppia opzione perché diventa molto difficile poi interpretare il significato delle sibille, dal momento che la chiave di lettura è la domanda stessa. Vi ricordo anche che se chiedete per conto di un'altra persona o sul conto di un'altra persona mi dovete scrivere il nome e la data di nascita di questa persona. Che altro? Gli appuntamenti della settimana, questa settimana si concludono qua, nel senso che il Marietto domani non sarà presente nella sua solita diretta del sabato pomeriggio, ma ci ritroveremo lunedì. Dunque, lunedì sera c'è la solita diretta alle 21:30, sempre qui sul mio canale YouTube. Dunque, che altro vi devo dire? Mi sono segnata le cose. La domanda chiara ve l'ho detto. Contattatemi in privato solo se volete fare un consulto a pagamento, dunque evitate di disturbare diversamente, perché se avete domande, dubbi su ritualistiche, cose del genere, vi invito come sempre a scrivere nei commenti ai video dove trovate appunto le indicazioni sui rituali. Se invece avete domande su ritualistica personale e volete indicazioni, guardate che non funziona così, perché ogni situazione è una situazione a sé stante, dunque io non ho costi forfettari, dipende da quello che trovo, dal tipo di lavoro, dal numero di ripetizioni, dunque non esiste che mi chiediate quanto mi può costare. Mi fate un consulto, vediamo com'è la situazione, davanti a che cosa ci troviamo, quali sono le circostanze in gioco, le forze astrali che contribuiscono a creare quello che sta accadendo e poi si valuta un eventuale intervento. Dunque, spero che sia chiaro questo. Dunque non perdiamo tempo né voi né io per sterili conversazioni su WhatsApp. Il privato è dedicato solo per i consulti. Punto. Allora, e l'ultimo, non mi chiamate da numero nascosto, non vi rispondo, o se sono in luna buona vi stacco. Bene, detto questo, dunque, dove c'è rispetto, trasparenza, mi trovate perché anche io vi rispetterò sempre. Dunque, intanto saluto gli amici, ce ne sono un bel po', tutti collegati, mi fa tanto piacere. Ok, Marietto vi saluta tutti, grazie Marietto, dalla regia lui mi scrive. Allora, salutiamo Chiara, Marina, Cira, Sofia, Duilia, Fiorella, Maria, Chiara, altra Chiara, Angelica, Daniela, Loredana, Marietto, Ermanno, Cira, Rossella, Mara, Rosanna, scusami, Rosanna, Scudo, ciao Scudo, che sarebbe Bruno, Roberta, Fiore, di nuovo, scusami Fiorella. Allora, Pupa, oh, Pupa è una new entry, Sofia, Cristina, Giovanna, Canfora. Eh, allora, benissimo, abbiamo un bel po' di amicizie collegate, mi fa tanto piacere, dunque direi che ho fatto tutte le premesse del caso. Eh, Vi ricordo anche che fra poco, alla fine della diretta, inizierò le pulizie, dunque il gruppo delle persone su cui lavoro per le pulizie, per sistemare vari aspetti della nostra vita, sappiano che appena stacco qui il tempo di una sgranchita alle gambe e un bicchiere d'acqua comincerò.
E poi vi voglio dire anche un'altra cosa, tra le tante cose che possiamo usare per fare appunto interventi o miglioramenti, anche solo una difesa sempre costante nella nostra vita, c'è il ciondolo, ve lo mostro. Questo ciondolo è un bellissimo ciondolo cabalistico che viene programmato radiestesicamente. Dunque, su questo ciondolo andiamo a mettere veramente tutti i programmi difensivi, ma non solo, anche, diventa anche un portafortuna. E inoltre abbiamo creato un sistema per fare sì che tutti i ciondoli tra loro dialoghino creando una maglia, una rete di difesa e protezione che ovviamente si inspessisce e si impittisce sempre di più. Bene, detto questo, se avete piacere di informazioni più dettagliate potete contattarmi in privato. Ecco, in questo caso sono ben contenta di essere disturbata perché sono sistemi validi che meritano l'attenzione e l'interesse. Cominciamo dalla prima domanda. Allora, la prima domanda mi sembra proprio di Loredana, quantomeno qui dalla mia chat l'ordine si direbbe questo. Ciao Ilde, volevo sapere se Sebi, del 25 settembre 63, mi ricercherà per tornare. 16 giugno 73 Loredana, oggi è il giorno del 16 giugno. È vero Angelica? Allora, vediamo un po'. Siamo ben tre in diretta collegate col 16 giugno, questa data. Allora, vediamo se Sebi cercherà, suppongo che Sebi sia Sebastiano, cercherà Loredana per tornare. Grazie Sibille. Non è propriamente un taglio incoraggiante, Allora, devo inquadrarle meglio, manca tutta la prima linea. Eccoci qua. Benissimo, cominciamo con Loredana, la prima di questa sera. Amica, gran consolazione, speranza, fedeltà, lettera. Abbiamo una bella linea del passato, evidentemente comunque era un rapporto basato anche su un'amicizia ma anche forse qualche progetto comune, perché questa carta lascia intendere che ci siano dei sogni che si vogliono realizzare. Anche la carta della speranza apre uno spazio, una finestra per il futuro, però evidentemente qualcosa deve essere andato storto se mi chiedi se tornerà. Probabilmente questa linea vuole dire che comunque lui ha questa percezione nei tuoi confronti, sa che sei una persona leale e devo dirti che la carta della lettera mi fa proprio ben pensare che ci sia la possibilità di contattarvi ancora. Anche la riunione, vedi, cioè se non vi siete ancora incontrati di recente, è strano perché questo è proprio nella linea del presente, vuol dire che probabilmente deve avvenire molto a breve perché è qua imminente. E c'è anche, vedi, la tua attesa, che però è un'attesa tutto sommato non mi sembri rassegnatissima fino a questo punto. Qua però è un pochettino, vedi la carta dell'ammalato, dunque sì, stai attendendo, all'inizio era un'attesa più speranzosa, ora forse cominci a chiuderti in te e a vedere quante occasioni vanno un po' perse, un po' sprecate. Diciamo che sacerdote e artista mi fanno pensare che comunque lui ha messo un certo distacco, è come se si fosse parecchio raffreddato nei tuoi confronti,
però vedi che la carta della fortuna lascia ancora presagire qualcosa, un evento, un'occasione fortunata, probabilmente la possibilità che accada qualcosa di imprevisto che in qualche modo vi rimetta in contatto, visto che la domanda è se lui tornerà da te. Denaro, falsità, allegrezza al cuore comunque mostrano un clima dove c'è una forma di opportunismo, non so perché, viene fuori questa cosa legata alla sua possibilità di tornare o meno, ma allegrezza al cuore ad ogni modo mi fa capire che la possibilità c'è, ma attenta perché nel futuro sì, la possibilità c'è, però mi sembra che ci sia anche la presenza di altre situazioni superficiali per quanto vuoi, ma comunque quando comunque ci sarà questa occasione e quando qualcosa sembra comunque permettere un'opportunità per consolidare, comunque attenta sempre. Al momento, giovane fanciulla, prigione, domestico, casa. Al momento sembra che comunque sia un attimo bloccato, lui verso di te, ma anche tu verso di lui. C'è stato qualcosa che vi ha, vedi, giovane fanciulla da una parte, domestico dall'altro e prigione nel mezzo. Sembra proprio che sia avvenuto un qualcosa di reciproco e che tuttora il blocco sia reciproco. È vero che tu probabilmente pensi a lui anche per chiarirti, per chiarire qualcosa, in onore dei tempi che sono stati, dell'armonia che c'era, però anche tu sei bloccata, come lo è anche lui. Dunque, per ora sì, c'è come uno stallo fra voi, nonostante poi la carta della casa parli di una ritrovata armonia, di una consolazione. Stiamo a vedere in che termini. Allora, andiamo avanti, vediamo la prossima domanda, anzi prima guardo cosa ha scritto il Marietto. Ok, allora il Marietto saluta tutti è il suo orario, anzi ha retto ben oltre la sua soglia di tolleranza, dunque buonanotte Marietto e grazie, ci sentiamo domani mattina. Adesso vediamo un po' la domanda di Rossella. Come sarà la mia situazione finanziaria in futuro? Rossella, 26 dicembre 79. Ok, Rossella, guardiamo e vediamo come andrà l'aspetto economico. Allora, per favore Sibille, ditemi la situazione finanziaria per Rossella, 26 dicembre 79, grazie. Beh, sembra che in questo momento ci sia molta confusione, un grande desiderio di quantomeno preservare la situazione, salvare il salvabile o comunque di tenere duro, ma questa confusione forse anche nei confronti di un qualcosa, una possibile scelta, una direzione da seguire. Vediamo un po' comunque cosa dicono le chiacchierine. Allora, il nemico, la speranza, il gran signore, il vedovo, la disgrazia. Allora, è una linea un po' difficile. È una linea un po' difficile perché ci parla di effettivamente delle situazioni che sono degli ostacoli nella carta del nemico. Vediamo se così si vede meglio. C'è la carta del nemico, dunque è come se qualche cosa, qualcuno, qualche forza agisca un po' contro di te, nonostante, cioè contro di te, contro anche certe speranze che riponevi nel futuro, forse collegate a un uomo.
probabilmente non so se c'era un progetto, oppure, ehm, la possibilità, di un eventuale incontro, una piccola gita, un qualcosa che comunque ha a che fare con questo signore, questa figura che nel tuo passato comunque ha rivestito un ruolo, non dico importante, ma, che comunque sembrava aprire nuovi spiragli, nuove possibilità, oppure che per un periodo ti ha dato una mano, possibilmente a superare i primi ostacoli, ma vedi, vedovo, disgrazia, dunque, questa cosa si è interrotta, o perché, si è allontanato, o perché, è successo qualcosa che è venuto a interrompere questa cosa, Guarda, non sapendo niente di te, cerco di dirti quello che è più, plausibile rispetto alle carte che sono venute. Dunque, mi scuso se non riesco a essere più precisa di così, però cerco di dirti quello che riesco a vedere. Al momento vedi, sembrano esserci delle opportunità, delle occasioni anche per migliorare un po' le cose, probabilmente legate anche al lavoro, o qualche situazione, qualche piccolo investimento, qualcosa che sembra aprirsi, creare delle occasioni, ma vedi che poi c'è la carta dei sospiri. Anche qui, è come se, le situazioni che sembrano cominciare poi, prendono una piega insolita, tormentata, o, ci sono dei ritardi, o magari, devi ricevere una somma di denaro e non sembra arrivare mai. Dunque diciamo che c'è una situazione, che ti fa un po' sospirare. La carta comunque della fedeltà e dell'amica dicono che al momento puoi contare sul sostegno e sul supporto di qualche persona cara che comunque ti è accanto, o per supporto psicologico, o perché sta veramente dando una mano in modo concreto. Okay, vediamo nel prossimo periodo. Vedi allegria, artista, costanza. Dunque, qua sembra prendere un risvolto un po' più positivo. Nel prossimo periodo, dunque, se finora la situazione è più o meno quella che ti ho descritto, devi sapere che nel prossimo periodo sembrerà che qualche cosa cominci ad andare nel modo migliore. Dunque sembra che, ci sia, un qualcosa per cui essere soddisfatti, forse un incontro che può, dare, come dire, dei suggerimenti validi, con una persona preparata che può, in qualche modo dare dei consigli, delle indicazioni. Vedi che poi c'è la carta della riuscita, dunque secondo me, presto dovresti incontrare qualcuno che ti saprà guidare o comunque indicare un percorso, favorevole per te, che ti porterà a delle realizzazioni o comunque una riuscita. Vedi, c'è anche la possibilità che, arrivi qualche proposta, oppure, un'offerta valida, vedi che c'è, o addirittura che questa situazione economica possa essere collegata ad un incontro importante, forse potrebbe avere anche dei risvolti sentimentali. Dunque, comunque nel prossimo periodo una figura sembra diventare importante e aprire delle occasioni impreviste e improvvise e favorevoli. Attenta però, forse non tutto sembrerà essere, o sarà come sembra, non tutto sarà positivo come sembra, dunque resta comunque sempre, attenta, perché, ancora non vedo, anche per via dell'esito, una vera uscita da questa situazione. Vedi che c'è Imeneo e donna di servizio, dunque probabilmente ti verrà offerto, o
andrai a concludere un rapporto collaborativo, concludere nel senso concludere un accordo, non concludere un rapporto, concludere un accordo per una collaborazione lavorativa e vedi che c'è anche mercante, dunque sicuramente è un'occasione che riguarda il lavoro, ma a tempo, perché subirà poi un fermo, un blocco. Dunque, vediamo un po'. Comunque ti auguro di ovviamente riuscire a superare ogni difficoltà. Allora, Mara, abbiamo la domanda di Mara, 8 settembre 73, come andrà con Alessandro 2 giugno 75. Ok, vediamo, chiediamo alle Sibille, Sibille ditemi come andrà tra Mara, 8 settembre 73 e Alessandro 2 giugno 75. Grazie. Il male e la cura? Interessante come taglio, vediamo un po'. O lo hai conosciuto perché era il tuo dottore? Vediamo un po'. Wow, caspita, ho paura a girarne altre perché sono uscite tutte le carte belle. Ma no, ma andrà benissimo. Caspita, dove sei? Mara, ma Mara, ma sono carte bellissime. Che dirti? Beh, mi sembra una situazione che effettivamente, diciamo, parte un po' in modo un po' singolare. Abbiamo donna di servizio, leggerezza, amica, deliranti e donna maritata. Dunque, non so se vi siete conosciuti probabilmente mentre c'era un altro rapporto in corso o se da una cosa frivola, da un'amicizia così leggera, poi è subentrato un qualcos'altro, oppure durante, non so perché la donna di servizio parla anche di momenti di industriosità, laboriosità, dunque potrebbe essere anche proprio una circostanza dove magari ti sei trovata a svolgere un lavoro o a dover fare o avere un'attività, qualcosa, qualsiasi cosa che magari ti ha avvicinato a questa persona, no? All'inizio sembrava proprio solo un'amicizia divertente, ma ha creato della confusione. Questa donna maritata non capisco, dunque l'unica spiegazione che mi sembra di poter dare è che comunque o tu fossi già impegnata o probabilmente lui aveva già accanto questa persona. In ogni caso c'è un inizio un po' così, non chiarissimo, però probabilmente questa situazione di confusione in realtà non ha impedito a Cupido di scoccare una freccia, perché qui tra amore e amante e riunione e fortuna capisci che proprio state vivendo un momento d'oro, dove sembra proprio uno di quegli incontri del destino, lui è molto coinvolto, la cosa che cresce, questa attrazione fortissima, e poi è protetto dalla fortuna, dunque wow, sai quegli incontri proprio voluti dall'alto, per me è così. Mm? E credimi, non lo dico spesso, se hai seguito le mie dirette un po' nel tempo avrai visto che raramente mi sbilancio, dunque per me in questo momento state vivendo o state per vivere una parentesi d'oro, un bellissimo momento. E il momento prosegue perché anche le carte dopo continuano a essere belle. È chiaro che adesso è, cavoli, è divampato un incendio, proprio siete molto coinvolti. Lui comunque eh,
è sicuramente accresciuto da questa cosa, ha guadagnato punti, si sente sicuramente molto apprezzato, ehm, è tutto sicuro di sé, ringalluzzito, comunque gli fa molto piacere questa situazione e sarà ancora così nel prossimo periodo. Direi proprio che, sai, questa è una carta che ha più di un significato e spesso io l'attribuisco alle più opzioni, più occasioni, però è anche una carta dove si festeggia, dove comunque ci sono momenti belli o momenti legati a una qualche realizzazione. Vedi che poi qua c'è l'Imeneo, perciò secondo me è una di quelle situazioni dove avete anche l'età per cui potete guardare da una certa prospettiva di esperienza e probabilmente vi sarete accorti o vi accorgerete molto presto di come un rapporto così valga la pena di correre un rischio, di permettersi appunto di correre un rischio. Probabilmente farete proprio nascere un qualcosa, qualcosa di più importante. Vedi che questo è associato a questa carta, sembra proprio che possa aggiungere una proposta di consolidamento, potrebbe essere una convivenza, potrebbe essere un qualsiasi accordo molto favorevole. Superbia, bambino, dunque è un inizio che ha un presagio molto fortunato, anche la speranza comunque è in chiave positiva e sicuramente parla anche di un momento di serenità, di spensatezza, probabilmente farete anche un piccolo viaggetto insieme. Comunque per qualche ragione c'è coinvolto qualche figlio, ma mi sembra tutto molto, molto positivo. Anche l'esito, comunque, belvedere, vecchia signora, stanza, conversazione, comunque dà l'idea di un rapporto molto intimo dove c'è passione, conversazione, ma anche stabilità, cioè sapete anche consigliarvi l'un l'altro e comunque probabilmente non vedi l'ora di conoscere la sua mamma, è possibile che ti porti a incontrare sua madre? Bene, come si dice, auguri ai figli maschi, ma io direi auguri ai figlie femmine. Allora, tu mi dirai, io non ne voglio più, basta. Allora, andiamo avanti. Rosanna. Rosanna, 4 marzo 67, lavoro se continua anche nel... Come anche nel passato? Continua nel passato. Cosa significa? Non riesco a capire la tua domanda. 4 marzo 67. Allora, per favore, Rosanna, formula la domanda in modo più chiaro, perché faccio fatica, sarò stanca, ma non l'ho capita. Dunque ti chiedo gentilmente di riscriverla. Ehm, vediamo un pochettino, intanto vado avanti. Rosanna, se sei ancora in linea e mi stai sentendo, è il tuo turno, ma non ho capito, non voglio dire un H perché le H le ho capite, non ho capito il senso di continua nel passato, dunque formulala meglio, appena trovo la tua domanda ti rispondo, nel frattempo passo avanti e rispondo a Bruno. Anna, 13 settembre 62, avanzo soldi dallo Stato. Arrivano? Allora, Anna, è Anna che deve recuperare dei soldi dallo Stato? Vediamo. Vediamo se Anna, 13 settembre del 62, riceverà i soldi che attende. Vediamo. Allora, non è chiusa la situazione perché c'è la speranza, dunque ancora, e sembra però il vaglio di qualche persona
che nell'ambito amministrativo, giuridico, tecnico, ok? Dunque diciamo che è un momento ancora, cioè è positivo, sembra propositivo, ma ancora sicuramente non nel presente, non nell'immediato. Sì, alla fine sì, l'esito è favorevole, l'esito è una riuscita. Ci vuole un po' però, perché vedo che ci sono stati già dei problemi, probabilmente o errati conteggi, potrebbero essere anche proprio degli sbagli che hanno avuto delle ripercussioni anche, non dico legali, ma di sicuro emotive. Cioè, credo proprio che Anna sia andata un poco in ansia, c'è qua la confusione, non si è capito bene che cosa, cioè forse hanno chiesto di più, lei ha dovuto dimostrare che non era così, insomma c'è stato anche un gran bel darsi da fare per lei. Al momento no, al momento no, però vedi, al momento il recupero o il mantenimento sembra proprio un no. Ci sono stati degli imprevisti, delle cose, in questo momento no. Probabilmente più avanti. Più avanti o sarà chiamata a colloquio, vedi che c'è stanza e conversazione, dunque un colloquio dove dovrà presentarsi proprio di persona e andare un po' a discutere, probabilmente deve sollecitare Anna, perché le spettano, ma comunque cercano di dire che non è così, non del tutto, cioè sai che c'è qualche cosa che rema contro, dunque lei deve sicuramente farsi sentire nel prossimo periodo, ok? Perché magari lei si aspettava un esito entro breve, ma come ti ho detto qua vedo che è bloccato, anzi sembra proprio un no qui, ma vedi che c'è un sollecito qua, lei sicuramente andrà a farsi sentire, si renderà conto, potendo parlare con una persona che la ascolterà e ascolterà il suo caso, che quali sono gli ostacoli, va bene? E poi c'è la consolazione, dunque anche l'esito qua, vedi riunione, amore, lettera, omaggio di preziosi, dunque alla fine arriva il rimborso, arriva per lettera, probabilmente arriva, sai, quegli assegni oppure quelle comunicazioni di sgravio fiscale, però arriverà, vedi? Di arrivare arriverà, però vedi qua deve andare a farsi sentire. Allora, andiamo avanti, vediamo se ha risposto Rosanna. Rosanna, allora, ecco, il lavoro si continua nel futuro, non nel passato. O forse volevi dire come in passato? Ok, Rosanna, ti rispondo subito, 4 marzo 67, vediamo. Sibille, ditemi se il lavoro di Rosanna continua in futuro. Poi sono cadute addirittura 3 carte, tutte positive. Rosanna, sì, cosa fai? Assistenza? Ti occupi di persone che non stanno bene? Lavori in qualche ospedale, casa di riposo? Vedi qua, non lo so, albergo? Vediamo, comunque. Grazie Sibille. Allora, c'è qualche duna, che c'è qualche piccola incomprensione o contrasto, qualcuna che chiacchiera. Allora, devo dirti che queste carte non è che siano bellissime, Rosanna. L'esito per fortuna è bello, ma ti aspetta un periodo non facilissimo. Dunque, di cosa si tratta? Vediamo un po'. Leggerezza, amatrice, amica, gelosia, vedovo. Allora, vedi che
sicuramente nel passato leggerezza, amatrice, dunque o è un lavoro che non è proprio vicino casa, o ha a che fare con posti, luoghi, persone lontane, o comunque un lavoro che ehm, ti dava quel senso di spensieratezza, leggerezza, un lavoro che non ti veniva pesante fare, e che hai amato fare, perché c'è anche la carta della matrice. Diciamo che probabilmente già in passato sembrano insorgere dei problemi o con qualche collega o con una persona che ritenevi un'amica, vedi, gelosia, dunque amica e gelosia. Deve essere subentrato una forte incomprensione, probabilmente veramente basata o causata da gelosia, e che ha portato al concludersi di questo rapporto. Non parlo del lavoro, ma del rapporto con questa persona che probabilmente ha attinenza col tuo lavoro, altrimenti non comparirebbe in questa domanda, nella risposta chiaramente. Allora, pensiero, conversazione, artista, amore. Questa è una linea positiva. È probabile che ti abbiano proposto però qualcosa, un qualcosa che non necessariamente era qualcosa che ti aspettavi, perché c'è il carattere di sorpresa, di una cosa che arriva all'improvviso, anche se è possibile che tu abbia già sentito nell'aria qualche cambiamento, ci sia già un pensiero. Dunque, conversazione e artista, probabilmente o hai parlato di recente con un superiore, con qualcuno, un tuo responsabile, qualcuno sul lavoro, oppure presto lo farai. L'incontro non sarà male e forse ti proporrà qualcosa, ma tu non lo prenderai bene. Vedi? Dispiacere, dottore ammalato. Allora, o ti ripeto, o lavori nel settore della sanità, oppure qua è proprio una situazione che va sanata e che rischia di essere chiusa. Dunque, effettivamente tu senti nell'aria qualcosa e magari è anche solo un cambiamento rispetto al lavoro che hai sempre fatto. Effettivamente c'è questa proposta, ma tu non sembri tanto contenta, non sarai tanto contenta di come o di cosa ti proporranno. Ok? Dunque c'è un po' il rischio che tu la prenda male o che comunque abbia bisogno di valutare bene, che possa il pensiero di questa cosa ti possa tormentare un po', farti star male, farti chiudere in te stessa, però non, non viverla così, cioè nel senso cerco di incoraggiarti a capire che comunque un lavoro è un lavoro e siamo fortunati ad averne uno. È brutto dover dire così, perché una volta i lavori piovevano addosso, adesso quasi quasi il datore di lavoro è il donatore di lavoro, cioè capite? È un po' una situazione dove quasi quasi li dobbiamo ringraziare se assumono. Però ok che c'è un grande cambiamento, ma è un cambiamento che in fondo può portare dei benefici, cioè è la fine di un ciclo, la chiusura di un'era che però può aprire delle nuove cose. Dunque, occhio però a, a tenere conto o fare attenzione a tutti, perché devi stare bene attenta, insomma, valuta bene anche le conseguenze eventualmente delle tue azioni, ma anche di quello che ti vanno a proporre, cerca di capire bene ogni cosa, se c'è qualche aspetto che non è chiaro, valuta ancora di più. L'esito però è molto positivo, Casa, messaggero, Gran Signore, Costanza. Torna di nuovo alla casa, dunque sicuramente, come ti avevo detto, un esito molto positivo di fronte a un periodo che ti metterà alla prova e che ti metterà anche davanti alla fine di un'era, no? Però guarda,
che sarà molto favorevole. Dunque, tra l'altro hai anche una persona che crede in te e che ti aiuterà, anche se magari non come pensi tu, però sarà positivo perché c'è la carta della riuscita, della costanza, ok? Anche duraturo nel tempo. Ok, allora carissimi, io so che non riuscirò più a rispondere ad altri, per ora, però vi invito a tornare lunedì sera sempre sul mio canale YouTube. Io, come ho detto già prima di cominciare la diretta, adesso andrò a bere un bel bicchierone d'acqua. Saluto intanto, ho visto la Paola, buonasera Paola, poi Cinzia, Tiziana, ciao Tiziana, Eleonora, Maurizio Antonio, questo è un nome russo, non so, non so chi sia, però va bene, grazie per essere venuto. Valentina, insomma, Vicky, il Bosco Incantato, Passion, Seitaras, che non so, non credo si legga così, comunque buonasera, benvenuto anche a te. Mary Lou, Eloisa, ciao Eloisa, Gaia, Veronica, insomma, Domenico, Katia, Lia, bene, guarda quante belle persone. Grazie per avermi tenuto compagnia, grazie per essere stati con me. Vi ricordo comunque l'appuntamento di lunedì 21:30, dunque mi scuso se non ho risposto a tutti, ma rimedio lunedì sempre per le persone che torneranno. Mi raccomando, venite presto perché come vedete 5, massimo 6 domande e poi sono cotta, anche perché arrivo da una giornata. Bene, vi abbraccio tutti, vi auguro un buonissimo fine settimana. Vi ricordo, domani non c'è la diretta col Marietto, il Marietto è in viaggio, un viaggio molto importante, dunque l'appuntamento con lui slitta la prossima settimana. Noi ci troviamo lunedì e adesso buonanotte, io mi dedico alle pulizie. A presto dalla vostra Ilde.